Buongiorno, generalmente quando faccio dei video li faccio per valorizzare delle attività. Ma prima di iniziare questo che è molto serio, vorrei fare una premessa. Con la tecnologia d'oggi tutti i rinomati e millantatori e mitomani, no? Si sono scatenati per soddisfare le proprie patologie. Però se questo avviene in uno stato di emergenza, è quello che viviamo tutti in questo momento, questi impidi messaggi di false ideologie si confondono con quelli istituzionali e si creano contraddizioni, odio, paure verso i rappresentanti istituzionali eletti. Questi rappresentanti che hanno il compito di gestire una difficile situazione, già precaria di per sé, facendo i conti anche con la propria coscienza, nel vedere la sofferenza e i decessi nella comunità che sono stati chiamati a rappresentare, già hanno queste apprensioni per la propria popolazione. Quindi se non vi sono piaciuti, parlo a quelle persone che chiamano al scendiamo in piazza. Quindi se non vi sono piaciuti come si sono comportati, la prossima volta non li votate e vi mettete voi al loro posto, se potete, se vi eleggeranno. Ma smettetela di chiamare scioperi, scesi in piazze, rendendo ancora più difficile una situazione già timorosa e complicata. Infine, quando vedo e sento chi fa questi video, chi mette questi post, chi mi viene da pensare, ma da quale pulpito viene la predica? Oltre ai flassi predicatori e sciacalli politici, perché ci sono anche quelli, abbiamo visto in questi giorni, tra parentesi, certe spagliazzate, ci sono cose più importanti da evidenziare in queste penose situazioni, come il comportamento degli sciacalli industriali, di questo bisogna parlare. Ed è proprio di loro che desidero portare l'attenzione nella seconda parte di questo mio intervento. Mentre il mondo agonizza e fa miracoli per proteggersi dal coronavirus, le multinazionali dei prodotti medicali e paramedicali, per intenderci, mascherine, gel disinfettante ed altro, sono stati aumentati a prezzi astronomici, tipo da 20 centesimi a 2 euro per le mascherine chirurgiche e quintuplicato il prezzo del gel disinfettante, rendendo spesso inaccessibili quando si trovano, prima si devono trovare, in commercio. Quindi, a parte la carenza è difficile da trovare mascherine disinfettanti e quando c'è si paga carissimo. Altri macchinari medicali come ventilatori polmonari, per esempio, o respiratori, non si trovano o si trovano a caro prezzo, che grazie alle pratiche burocratiche complesse non sempre arrivano agli ospedali. Quindi siamo di fronte noi a un problema che non è italiano o siciliano, è anche svizzero. Anche qui abbiamo problemi a trovare delle mascherine, per esempio. E mi faccio delle domande a cui non trovo risposte da nessuna parte. Ma il garante dei consumatori non può denunciare alle autorità competenti questo tipo di abusi di potere da parte degli industriali del settore? Nessuno può fare niente, noi siamo, la nostra vita è legata a quelli che fanno le mascherine e li vendono come possono o mettono il prezzo che vogliono. Non si potrebbero confiscare per emergenze mondiali queste cose qui e far arrivare a ogni nazione che è in queste condizioni, anche la Svizzera, come dicevo prima, ed altri popoli nel bisogno? Perché non si può fare questo? Questo è un messaggio. Ci sono medici, infermieri ed operatori sanitari che stanno morendo, di cui io personalmente li ringrazio a nome mio e a nome delle società che rappresento, delle associazioni che rappresento.
il 118, la protezione civile, i medici, gli infermieri, la polizia di Stato, i carabinieri, tutte le forze dell'ordine, che stanno morendo per salvare vite umane, mentre altri gridano che l'istituzione non fa il suo dovere per rendere succube qualche mente indifesa. Per saziare la propria sete di vanità, leggete qualche libro, vedete qualche film. Lasciate un sindaco, un presidente di regione, un'istituzione eletta, no? O autorità competente a gestire questa crisi. Voi non siete adatti per farlo, ci sono gente che sono predisposte per fare, perché hanno dei consiglieri, hanno tutto. Con i social non si aiuta la gente e nemmeno la propria famiglia. Se volete aiutare, fate qualcosa di utile, di utilità comune, come quelle che abbiamo fatto l'APO, che ha fatto l'APO, l'Associazione Palicche Onlus, che ha messo a disposizione la propria struttura per una raccolta fonti, ma non dà soldi. Purtroppo questo è uno dei... non dà soldi a nessuno. Grazie già alla SAIG, alla società che rappresento qui in Svizzera, l'Associazione Società delle Associazioni Italiane di Ginevra e le sue associazioni che la compongono, abbiamo già trovato 2.000 euro da destinare, da dare a questo fondo predisposto dall'Associazione Palicche Onlus per l'acquisto di materiale medicale di prevenzione per donarlo alle strutture del territorio, dopo averci naturalmente concertato con il sindaco come procedere per la donazione o cosa ne pensano. Pertanto c'è bisogno di aiuto da tutti coloro che possono. Mi rivolgo soprattutto ai paragonesi residenti all'estero, fuori da Sant'Uz, per fare una donazione affinché possiamo aiutare medici, infermieri e tutti coloro che possiamo aiutare ad aiutare i cittadini della nostra Palagonia. Io non ho aspirazioni politiche, l'ho detto diverse volte, e nemmeno bisogno di popolarità. Non mi competono queste cose, ce n'ho già abbastanza di mio. Desidero solo dare un messaggio di speranza a coloro che vivono nella paura e dirgli: non siete soli, noi siamo uniti, dobbiamo stare uniti, non siamo soli, ce la faremo anche questa volta. Viva Palagonia, mi raccomando.